Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera a tutti, buonasera. Speriamo che l'audio si senta perché non ho idea. Sono qua con l'Avvocato Colombo. Buonasera a tutti, sono con Celeste A Collovati. cui oggi lascio la parola perché io sono un po' influenzata, però vi anticipo che oggi si parlerà, come abbiamo messo sulla schermata di Radio Libertà Facebook, parlerà di immobili all'asta in particolare, quelli che vengono messi all'asta, di la locazione, le tematiche di locazione, quindi contratti di locazione, che tipi di contratti di locazione ci sono, eccetera. Per chiunque fosse interessato può chiamarci allo 029294 7222 oppure mandare un messaggio al 340 6709 659. Prego alla regia di farci sapere quando c'è la pubblicità, così almeno non parliamo sopra, grazie. Allora Giorgia, intanto come stai? Bentornata all'Avvocato risponde. Grazie, effettivamente per Molti di me voi è già la prima puntata dopo la pausa estiva. Tempo, esatto. E mi fa molto piacere, noi crediamo molto in questo programma e come tutti abbiamo ripreso, diciamo, dopo la pausa con rinnovato entusiasmo. Tra l'altro io e la collega Celeste Collovati abbiamo anche una novità perché abbiamo aperto una nuova sede a Milano e riceviamo insieme in Corso Magenta 52 e ci occupiamo sempre ovviamente delle nostre materie, quindi io più di diritto immobiliare, anzi esclusivamente di diritto immobiliare, mentre la collega sempre di previdenza e anche lavoro. E poi abbiamo il collega che molti di voi conoscono, Leonardi, che anche lui fa parte del team. Assolutamente. Anche societario, tributario. Sì, perché lui è anche il dottore commercialista oltre ad essere avvocato, quindi copre anche tutta la parte più trasversale legata anche a questioni societarie e fiscali. E poi ovviamente stiamo cercando di allargare il nostro team e la nostra struttura per offrire un servizio sempre più completo. Giorgia, scusa, fammi dire, ricordiamo ai spettatori che tu sei anche, ti occupi anche di condominio. Sì, certo, quando io parlo di diritto immobiliare intendo un po' tutto quello che riguarda gli immobili e il nostro patrimonio immobiliare in Italia soprattutto è concentrato in modo particolare all'interno dei condomini, quindi tutta la materia condominiale rientra nella nostra area di competenza. E devo dire che è una materia molto, dal mio punto di vista, molto interessante perché ha una casistica molto ampia, quindi ci consente davvero di spaziare e di intercettare qualsiasi tipo di problema che poi riguarda il settore immobiliare. Anche adesso di recente il super bonus 110% vede interessati tantissimi condomini perché in qualità di committenti la maggior parte dei committenti effettivamente sono condomini, quindi anche da questo punto di vista il condominio rappresenta una realtà che richiede molta attenzione perché è molto delicata poi come materia. A volte forse è un po' sottovalutata, in realtà è proprio vive di regole proprie che bisogna conoscere e approfondire, anche perché purtroppo, e lo dico da avvocato, dal punto di vista normativo la disciplina codicistica è molto scarna, quindi questo non ci aiuta e crea a livello poi pratico una casistica che viene risolta dai giudici anche in base alla loro interpretazione di quelle che sono le poche norme presenti all'interno del codice civile, con sentenze che poi producono anche orientamenti molto diversi l'uno dall'altro, e quindi anche per noi avvocati è molto lo studio di questa materia si fa proprio sulle sentenze e le decisioni dei giudici. Volevo solo farti una domanda, Giorgia, se ti interrompo, ma magari può essere utile anche per i telespettatori e radioascoltatori. Tu lavori sia per chi, cioè nel senso l'avvocato è utile sia per i condomini ovviamente che appartengono a un condominio, che poi esistono vari tipi di condominio, cioè super condominio, a seconda del tipo di condominio, ma tu lavori anche per, diciamo, aiutare gli amministratori, è una figura molto importante. Sì, è una figura molto importante perché è un ruolo oggi molto delicato, nel senso che hanno una responsabilità enorme e hanno proprio il ruolo che loro rivestono richiede molte competenze, a volte davvero sembra che debbano avere basi giuridiche, fiscali, tecniche, perché è veramente un ruolo a 360 gradi, quindi loro poi sono
i soggetti deputati a gestire e risolvere qualsiasi tipo di problematica dovesse poi verificarsi all'interno di un condominio. Quindi noi abbiamo rapporti comunque di fiducia con tanti studi, società di amministrazione e ovviamente non rapporti di esclusiva, perché poi ogni condominio è libero di nominare l'avvocato che ritiene, però noi buona parte del nostro tempo è dedicato alla consulenza che offriamo agli amministratori per riuscire a gestirsi, a orientarsi in questo settore dove comunque la normativa, come dicevo prima, è molto scarna e comunque cambia rapidamente. Ma quindi bisogna affidarsi molto anche alla giurisprudenza? Soprattutto, perché vedo che è molto, cioè, essendo così ampia la casistica, poi ogni decisione che riguarda il singolo caso viene presa dai giudici. Cioè, si costituisce un precedente. Sì, poi ci sono anche ovviamente delle sezioni unite importanti che hanno messo un punto, comunque fatto chiarezza su alcune questioni particolarmente aperte, però sono veramente tante le sentenze, ma anche perché più del 50% del contenzioso in Italia è in questa materia, quindi è anche per questo motivo che poi la produzione da parte dei giudici è brava, visto che io ne so poco invece di questa materia, perché ricordiamo che noi consigliamo sempre di andare a un avvocato esperto del settore che state cercando, della problematica che dovete affrontare. Se andate da un avvocato che fa un po' tutto, a mio parere rischiate magari di non avere una dettagliata consulenza e completa. Nel caso di Giorgia Colombo, io vorrei fare un po' di domande, ne approfitto anch'io, nel senso che, allora, entrando nel merito di una locazione, io voglio sapere, perché poi sia chiaramente uno può trovarsi dalla parte del proprietario o dalla parte del conduttore. Se io voglio affittare, il cosiddetto affitto locale, chiaramente l'immobile, lo posso fare chiaramente facendo un contratto con una persona, ma questo contratto poi, spiegaci un po' meglio, può essere, cioè quanto dura, chi lo deve registrare, può essere rinnovato, cioè proprio le basi per, diciamo, sì, adesso poi ovviamente può se aumentare qualcuno... il canone. Sì, poi se qualcuno vuole approfondire anche in questa materia, ogni caso può essere diverso dall'altro, quindi noi invitiamo sempre anche a scriverci o a contattarci in modo tale che possiamo offrire. Sì, brava, abbiamo anche la mail, brava, che l'hai ricordato, dove potete scriverci a info@l'avvocatorisponde.com, per esempio. Sì, perché è sempre un po' difficile parlare in termini generali, quando poi davvero ogni caso ha sempre delle caratteristiche diverse dall'altro e richiede un approfondimento mirato. Motivo per cui noi invitiamo sempre a non sottovalutare, perché magari un contratto di locazione può sembrare banale, effettivamente anche gli agenti immobiliari li preparano, li predispongono, molti si improvvisano, tra virgolette, in questo settore o comunque il problema non è in questo settore, il problema è che internet offre modelli facsimile per ogni questione, quindi anche il contratto in sé, che sia di locazione o di appalto, per esempio, che è quello che noi gestiamo principalmente, si trova. Ci sono modelli ovunque su internet, però poi le singole clausole hanno un peso e sono scritte in base alle esigenze di chi ovviamente propone l'inserimento di quella determinata clausola, quindi non sono sempre lì in modo standard. È probabile che ci siano delle clausole più standard, ma delle clausole invece che sono state negoziate. I contratti di locazione ci sono poi veramente delle leggi speciali che li regolano, oltre alla normativa generale, diciamo, presente nel codice, e quindi sono stati un po' predeterminati a monte dal nostro legislatore delle casistiche, delle regole in base poi alla... Quindi di solito quelli che vengono usati di più sono quelli 4+4, a volte ci sono quelli 3+2 con un canone concordato, e invece quelli ad uso diverso sono tendenzialmente 6+6, che vuol dire che si rinnova in automatico alla prima scadenza, salvo disdetta però per motivi particolari, e ovviamente ci sono dei casi previsti dal codice. Poi invece la seconda scadenza lascia molta più libertà a entrambe le parti.
la ratio, diciamo, di questa tempistica, di questa durata oggettivamente lunga è a tutela anche del locatore, che comunque si impegna e vuole anche delle garanzie dall'altra parte. Cioè del proprietario. Poi oggi vanno molto però nella prassi, sono molto diffusi dei contratti abbastanza nuovi, che sono i contratti, i cosiddetti affitti brevi, oppure anche i contratti transitori. Ma in quel caso, cioè, devo avvisare qui, allora, dal punto di vista del rapporto interno, se poi l'appartamento... C'è anche più via vai, ovviamente. Sì, allora in quel caso è buona regola informare l'amministratore e quindi proprio trasmettere all'amministratore i nominativi delle persone che entrano e subentrano, anche banalmente i contratti per gli studenti, anche se sono 4+4, spesso capita che gli studenti possano, in più studenti possano, diciamo, abitare all'interno dello stesso appartamento, e quindi non è non è un contratto di affittacamere, quindi le singole stanze, è un contratto legato all'unità in sé, però se ci sono 2 camere con 2 letti, magari ci sono 4 studenti, e gli studenti spesso chiedono al proprietario di poter anche subentrare, quindi magari se uno ha un'esigenza di 2-3 mesi e poi per anni motivi cambia perché trova un lavoro, non è più studente, può però proporre il subentro al suo posto di un'altra persona. Questo sì, vedo che molto spesso, soprattutto con gli studenti, si può fare così, oppure ci sono affitti proprio brevi, 1 mese, anche 2 giorni, cioè proprio quelli brevissimi come B&B, come se fosse un B&B, oppure ci sono, mirato, visto che stiamo parlando di studenti, quelli transitori che vanno fino a un massimo di 18 mesi, oppure anche per esigenze lavorative, quindi ci sono personale sanitario che magari spesso è trasferito da una sede all'altra, però ci sono delle regole però diverse. Devi stabilirlo prima. Devi stabilirlo prima, c'è un modello da seguire specifico, non hai delle limitazioni anche in base al comune dove è ubicato l'immobile, se ci sono più o meno di 10.000 abitanti hai anche delle regole sul canone da stabilire, e diciamo che è una materia molto complessa perché è molto regolamentata, quindi non è assolutamente da sottovalutare, anche perché poi è un contratto che va registrato, quindi tramite l'Agenzia delle Entrate anche di solito è onere di pubblicità. registrazione di chi? Lo fa il proprietario, tendenzialmente le spese, diciamo, della registrazione tendenzialmente si dividono al 50%. Anche ogni volta che si rinnova deve essere rinnovata la registrazione. Che secondo me anche nella stesura, nella redazione di un contratto d'affitto, anche per non sbagliare, noi ne abbiamo visti da collega tantissimi, io meno, anche scritti male, o comunque non, come dire, magari non scritti in maniera chiara, di interpretazione un po' troppo libera, quindi anche in questo caso secondo me dovete rivolgervi magari anche solo per farlo controllare, eccetera, a un esperto. Sì, e poi dal mio punto di vista è sempre, non bisogna mai sottovalutare l'interlocutore, perché sembra noi lo vediamo regolarmente, anche di recente abbiamo ricevuto, abbiamo approfondito un caso simile, cioè, spesso si tratta di un contratto che viene considerato un contratto molto standard, quindi tutto quello che succede rientra nella normalità. Sì, a volte si pensa anche che sia troppo scontato, standard, moduli. Lasciami dire, ci sono le agenzie che utilizzano dei moduli che però poi in realtà non è detto che certe situazioni si verifichino invece per arrivare a un determinato risultato quasi senza farlo in trasparenza. Noi abbiamo da poco approfondito un caso in cui è arrivato, dopo che il contratto si era già rinnovato, una bozza di nuovo contratto, tra l'altro con la data antecedente, cioè retrodatato, e con un aumento del canone molto importante, però non è standard una situazione di questo tipo, quindi è bene rivolgersi comunque a un avvocato, perché prima di firmare qualsiasi cosa... Io per quello dico, perché possono esserci, come dici tu, dei casi anche in cui magari stanno sbagliando o vogliono... Sì, più o meno in malafede, perché poi ovviamente non necessariamente le cose si fanno in malafede, però non bisogna neanche dare per scontato il contrario, perché non tutto si può fare e soprattutto non tutto si deve fare, perché se ci sono dei motivi e dei modi per negoziare il canone, risolvere il contratto e firmarne uno nuovo, ovviamente ci si viene incontro anche in base alle esigenze reciproche, ma se non c'è motivo e si cerca quasi di
approfittare dell'ignoranza, e lo dico in maniera assolutamente rispettosa, perché siamo tutti, nessuno è competente in tutte le materie, quindi siamo tutti un po' ignoranti, cioè è opportuno rivolgersi a dei professionisti che possano anche tutelare, perché a volte è sufficiente mandare una lettera con la firma dell'avvocato per ottenere un effetto dall'altra parte. Cosa, anche un altro problema, spesso si capitano, come dire, incomprensioni, problemi, è anche il discorso della disdetta, vero? Perché di solito sì. cos'è 6 mesi, no? Ma allora lì la regola è 6 mesi prima della scadenza, poi se uno è molto abile no, poi dipende anche dal tipo di contratto, di 4+4 è molto più difficile negoziare, però se uno negozia un termine diverso, poi bisogna sempre leggere. Porta a porta, sta andando qualcuno, prego! No, scusate, abbiamo la campanella, senza fare pubblicità occulta, però dirai uno, vabbè. No, niente, tranquilla. No, dicevo che bisogna sempre leggere il testo contrattuale, perché a prescindere da tutto quello che noi sentiamo dire, e tutti ovviamente tra internet, gli amici, l'esperienza diretta sul campo, tutti abbiamo un'idea di quello che è poi la regola in questo tipo di rapporti, quindi di contratto, però poi quello che vale nel rapporto diciamo nel rapporto in esame è quello che c'è scritto nel contratto che è stato firmato tra quel proprietario e quel conduttore che utilizza l'immobile. Quindi a prescindere dalle regole di carattere generale, alcune delle quali anche se non sono inserite valgono, perché poi il contratto viene integrato dalla normativa vigente, soprattutto per quanto riguarda quelle clausole che non possono essere omesse, quindi anche se ci sono delle dimenticanze importanti non vi preoccupate, perché non sono dimenticanze, si applicano in automatico. Però poi se ci sono degli accorgimenti particolari bisogna leggere quello che è previsto nel contratto, perché magari uno non ha prestato particolare attenzione quando l'ha sottoscritto, però poi fa fede, quindi poi è quello che si applica nel rapporto interno. E quindi io invito sempre tutti a non essere superficiali, anche se lo dico anche a me stessa, perché poi siamo tutti sempre un po' di fretta e ci fidiamo, cioè è normale anche, poi non tutti possono sapere, come dicevi tu, nell'approfondire la materia, cioè non tutti facciamo lo stesso lavoro, proprio per questo esistono gli avvocati. Assolutamente, e poi siamo uno strumento ovviamente per tutelare chiunque, noi rappresentiamo poi entrambe le parti, abbiamo esperienza a 360 gradi, quindi siamo... Come dire, spesso è molto utile un avvocato anche durante le assemblee condominiali, magari. Ah sì, certo, se uno svolge attività come la mia, quindi si occupa molto di immobiliare condominiale, spesso viene anche coinvolto in questa parte che è una parte integrante fondamentale della vita del condominio, e visto che sempre più spesso ci sono anche da discutere dei punti di carattere legali, la presenza degli avvocati è sicuramente utile, sia per chiarire dal punto di vista pratico come funziona il contenzioso, comunque quel contenzioso in particolare, sia per aiutare l'assemblea anche a prendere delle decisioni che poi possono essere utili per eventualmente interrompere un contenzioso e quindi affrontare e assumere un'ottica conciliativa, oppure anche solo per chiarire, per fornire delle informazioni utili. Ricordate sempre che l'amministratore non è necessariamente un avvocato, anzi tendenzialmente non è un avvocato. Deve però rispettare precisi requisiti stabiliti dalla legge, no? Sì, però purtroppo non è come per noi, che noi siamo comunque all'interno di un albo e quindi si attinge dall'albo che poi è a livello nazionale e dove sono iscritti tutti gli avvocati. La categoria dell'amministratore purtroppo non è regolamentata, quindi hanno dei requisiti, ma non da questo punto di vista, non dal punto di vista della loro formazione precedente. Poi una volta che diventano amministratori devono seguire dei corsi di formazione affinché sia dimostrato che loro comunque abbiano le competenze necessarie. Però chi magari ha una formazione tecnica sarà più forte sulla parte legata ai sopralluoghi, ai problemi legati proprio allo stabile, all'edificio, chi invece ha una formazione più economica come un commercialista sarà più forte sulla parte fiscale, chi è avvocato sulla parte giuridica, anche se in ogni caso poi si avvarrà di consulenti esterni, perché poi anche noi avvocati stessi, se non ci occupiamo di contenzioso, ci appoggiamo a avvocati come me e te, che invece vanno in tribunale, perché c'è anche chi si occupa solo di consulenze della fase stragiudiziale. Ci sono svariati tipi di, ma noi stessi nel nostro team
all'interno dei nostri studi, comunque dei nostri team, non siamo tutti esattamente interscambiabili, c'è chi si occupa più della parte stragiudiziale, delle trattative, oggi è una parte molto importante, ne abbiamo diffusa. parlato anche con l'avvocato Nardi. Sì, le tecniche di negoziazione le stiamo studiando anche noi avvocati. Per evitare anche di andare sempre in tribunale, e sono sempre di più adesso. Sì, per quanto a noi siamo... Di risoluzione alternativa, no? Sì, noi siamo soprattutto nelle mie materie. Ma faccio una domanda, scusami Giorgio, ne approfitto, ma se io voglio intentare una causa condominiale, c'è ancora l'obbligo della mediazione? Esatto, no? Infatti soprattutto nelle mie materie oggi il legislatore ha proprio disincentivato il contenzioso, obbligando le parti a attivare degli strumenti alternativi. In particolare è previsto il procedimento di mediazione obbligatoria, quindi a prescindere dal valore, per tutte quelle controversie che hanno a che fare con il condominio, quindi con delle parti condominiali comuni, beni comuni a tutti i condomini, è necessario rivolgersi a un organismo di mediazione. Oggi gli organismi di mediazione sono molto numerosi e offrono un servizio di altissima qualità. Sono addirittura anche punto di online, vista. vedo che tu Sì, li usi ogni tanto. noi la maggior parte degli incontri li effettivamente sono da remoto ormai, molto più rapidi. Sì, c'è molta flessibilità per consentire effettivamente a tutte le parti di partecipare, perché la mediazione è delle parti. Quello che è importante secondo me e che agevola poi la possibilità di arrivare a un accordo conciliativo è proprio il fatto che non siamo solo noi avvocati a discutere, l'assistenza legale è obbligatoria, però a tutti gli incontri di mediazione devono partecipare le parti, quindi c'è sempre un tavolo di confronto. E non è detto che ce ne sia solo uno, giusto? Io questo l'ho imparato da te. più incontri. Ah sì, certo, sì, il vantaggio dell'organismo... Non è neanche detto che si arrivi, sì, in quel oggi... caso si fa verbale negativo. Sì, scusate, sono le uniche cose che so e quindi le ripeto a pappagallo, ma è meglio che lascio la parola. Sì, oggi noi abbiamo anche delle tariffe, perché gli organismi di mediazione sono stati regolamentati soprattutto dopo la riforma Cartabia, e quando si attiva una mediazione si versa subito un'indennità di mediazione all'organismo che comprende l'attivazione, quindi il deposito della domanda, e la richiesta rivolta all'organismo di convocare la o le parti chiamate in mediazioni, e anche il primo incontro, e questo a prescindere dall'adesione delle altre parti. Quindi diciamo nella prima fase tu arrivi al primo incontro, poi una volta che si entra in mediazione, quindi chi viene chiamato in mediazione decide di aderire, ci si incontra, ci si siede intorno a un tavolo, poi da lì scatta la seconda fase, si apre tutta la seconda fase che può comprendere un unico incontro, il primo incontro, oppure una serie di incontri, e tutta diciamo l'indennità di mediazione prevista per questa fase prescinde dal numero degli incontri, quindi è fisso diciamo l'importo che si versa all'organismo, che sia per 1 o per 100 incontri. Si possono anche fissare molto ravvicinati, perché quello è l'obiettivo. Se si vede che c'è la volontà conciliativa bisogna cercare di arrivare a una soluzione in tempi anche rapidi, anche perché con la riforma Cartabia tutto il procedimento di mediazione dura 3 mesi, prorogabile di soli 3 mesi, quindi comunque gli incontri sono ravvicinati e poi si fissano alla presenza delle parti, che sono libere di dare di scegliere quindi le date compatibilmente con i loro impegni. Una volta che poi diciamo, le questioni vengono chiarite all'interno del procedimento di mediazione, poi si capisce se si può arrivare o meno a un accordo. Quindi l'ultimo incontro di mediazione si conclude con un verbale al quale si allega o l'accordo di conciliazione o nel quale si dichiara che le parti non sono riuscite ad addivenire ad un accordo. Tra l'altro tutti i verbali sono molto semplici, perché è tutto secretato quello che avviene all'interno del procedimento di mediazione, quindi non viene verbalizzato nulla. Anche in caso di verbale negativo non si può neanche dire, esplicitare qual è la parte che non ha voluto raggiungere un accordo, perché c'è molta riservatezza. Questa è la regola principale. Sì. Beh, quindi insomma è anche ben tutelato. Sì, le parti sono libere di esprimersi, perché comunque c'è massima riservatezza, e quindi questo è un po' lo scopo. Ovviamente essendo un procedimento obbligatorio, quindi condizioni di procedibilità senza il quale non si può proprio attivare e aprire alcun contenzioso, poi se si conclude con esito negativo ovviamente si può andare davanti a un giudice, e in questa materia
a parte i cautelari, perché poi ci sono dei procedimenti invece urgenti che sono al di fuori di queste regole, quindi non si applica questa condizione di procedibilità, ma perché lì prevale l'urgenza di arrivare ad ottenere un provvedimento immediato. Esatto. Però in tutti gli altri casi, anche pensate alle impugnative di delibere assembleari, tutte queste impugnative passano dalla mediazione, quindi è un lavoro per chi ha molto... paura di non fare causa o di avvicinarsi a un avvocato, perché molti di voi purtroppo è così, io non so se qualche collega che ha rovinato la categoria anche, o perché c'è questa, come dire, idea che l'avvocato chissà quanti soldi ti chiede, eccetera. Alla fine l'avvocato è utile come il medico, come tanti altri ruoli, e anzi spesso magari andate a perdere anche meno soldi di quanti invece, o a risparmiare volevo dire, meno soldi quanti invece dovreste poi darne magari per un qualcosa senza avere la tutela legale, la tutela dell'avvocato. Quindi insomma il nostro poi visto che hai consiglio... parlato di tutela legale, ci sono anche delle compagnie di assicurazione che offrono delle polizze che hanno inclusa la tutela legale, quindi il compenso dell'avvocato poi viene o rimborsato o diciamo o rimborsato in un secondo momento, o addirittura il cliente neanche deve anticipare. Quindi ci sono una serie di strumenti anche che, soprattutto per i privati ma anche per i condomini, sono molto diffusi oggi perché consentono di coprire integralmente Io vi chiedo buona di parte chiamarci, delle spese legali. Perché appunto, come vi avevamo detto sin dall'inizio delle nostre puntate, noi siamo qui perché ci fa piacere se interagiamo con voi, se ci chiamate, diventa anche meno noioso, senza nulla togliere a quello che dice la collega che dico io, però... Sì, no, anzi, grazie Celeste che mi interrompi e mi fai delle piccola domande. pausa allora, ci sentiamo tra poco. Perfetto, tra poco, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Bentornati, allora, non pensavo che la pubblicità durasse così poco. Dunque, siamo qui con l'avvocato Colombo e stavo appunto dicendo chiamateci perché altrimenti noi non proseguiremo la nostra cosa che facciamo ben volentieri, la nostra puntata radio, perché ci serve anche il vostro aiuto, ci serve le vostre comunicazioni, i vostri casi, anche per risultare meno noiose. Quindi chiamateci allo 0292947222 oppure mandateci un WhatsApp, anche se è un po' più complicato perché in un WhatsApp non si riesce a dire tutto, però 340 67 09 659. Allora, stavamo dicendo, quindi parlando di locazione, finita diciamo la, come dire, parentesi sulla locazione, so che tu oggi volevi anche parlare di immobili, sì, ma soprattutto anche delle aste giudiziarie, perché ti occupi anche di quello, giusto? Sì. Ecco, spiegaci un po' qual è il tuo ruolo. Sì, grazie Celeste per la domanda. Anche Sì, noi avvocati possiamo ricoprire anche dei ruoli, anche altri ruoli, diciamo, rispetto a quello dell'avvocato, e occupandoci, io nello specifico, ma in generale in studio tanto di diritto immobiliare, siamo anche delegati alle vendite. Non è, diciamo, l'attività principale dello studio, però sicuramente trattando per necessità anche tante esecuzioni, perché ahimè siamo in un periodo in cui ci sono... La gente non vuol pagare. Sì, e ci sono veramente tanti, perché le esecuzioni sono la fase finale di un giudizio, no? Quando tu arrivi ad avere una sentenza, un provvedimento, o anche semplicemente nel caso del recupero credito, un decreto ingiuntivo, un titolo, hai notificato il decreto ingiuntivo, hai notificato l'atto di precetto, il debitore non provvede spontaneamente, a quel punto si apre tutta la fase esecutiva, perché deve esserci uno strumento, e infatti c'è uno strumento per consentire il recupero in modo un po' forzoso di quello che è il proprio credito, e quindi ci sono questi
proprio queste procedure ben disciplinate che sono quelle esecutive, e ci sono quelle esecutive mobiliari, quindi presso terzi o presso il debitore, ma ci sono anche le procedure esecutive immobiliari, quindi si può, e questo io lo sottolineo perché c'è poca chiarezza sul tema, però per iniziare un'esecuzione immobiliare non è necessario avere un titolo per un valore molto elevato, perché soprattutto in ambito condominiale, perché le banche e i condomini attivano le esecuzioni immobiliari, però le banche magari si parla di un mutuo, quindi il residuo può essere anche molto elevato, ma nel caso del condominio si parte da un decreto ingiuntivo per mancato pagamento di oneri condominiali, quindi possono essere anche molto, molto, molto bassi gli importi, anche 1.000 euro, ovviamente non si manda all'asta una casa per 1.000 euro, però ragiono in astratto per dirvi che non c'è un limite di valore, quindi anche per un importo molto basso, se non c'è un adempimento spontaneo, si può attivare una procedura, e l'esecuzione immobiliare è molto frequente in questo ambito. Solo lo Stato non può attivare un'esecuzione immobiliare sulla prima casa, quindi l'Agenzia delle Entrate, perché è impignorabile. Perché la prima casa non è pignorabile, però il fatto che ci sia questa diceria, comunque questa convinzione, poi viene travisata, e quindi perché tante volte sono venuti da noi in studio con questa convinzione, la prima casa non è pignorabile in assoluto, non è così purtroppo, soltanto lo Stato non lo può fare. Questo mito. Ed è importante da dire, perché molti ignorano magari alcuni debiti, come le spese condominiali, senza sapere che poi da lì si innesca un meccanismo che con delle conseguenze che non riescono più a gestire, perché se il condominio manda all'asta un immobile, magari per veramente 2-3 mila euro, ma poi interviene la banca perché anche il mutuo non è stato pagato, cioè a quel punto non è proprio recuperabile la situazione, e quindi l'immobile va veramente all'asta, e magari è davvero la prima casa, quindi l'unica casa. E questo è un meccanismo che noi vediamo problemi chiaramente con le famiglie. Assolutamente, noi lo vediamo frequentemente, perché magari le banche non sono le prime come creditori ad attivare questo tipo di procedura, ma per prassi, per scelte, ma intervengono appena vengono instaurate da altri creditori. E poi anche a livello di soddisfazione, quindi sul ricavato, ci sono delle cause di prelazione, poi comunque la banca, anche se interviene dopo, si soddisfa sempre in precedenza, perché è sempre un privilegio. Sì, hanno sempre di solito un mutuo e quindi hanno un privilegio, e quindi si soddisfano per primi, quindi aspettano che venga instaurata la procedura per poi intervenire al momento opportuno e soddisfarsi sul ricavato, perché essenzialmente si soddisfa il creditore grazie ai beni del debitore. Se il debitore non ha uno stipendio, non ha un conto corrente capiente, non ha nulla, ma una casa di proprietà, la casa può essere mandata all'asta e il ricavato della vendita verrà distribuito tra uno o più creditori presenti. Se poi il creditore è unico e anche il credito è molto basso, il residuo viene restituito al debitore, ma non la casa. Ecco, vedi, quindi questo e questo è quindi attenzione anche ai debiti, diciamo che c'è spese assolutamente, c'è una procedura a tutela dei debitori qualora si dovessero trovare in questa ipotesi molto sfavorevole ovviamente per loro in prima udienza, però lo devono fare per forza entro la prima udienza, possono chiedere la conversione del pignoramento, quindi si deve fare il calcolo sulla somma precettata, quindi quando viene notificato l'atto di precetto c'è un numero che viene indicato in modo molto chiaro, sulla base di quella somma bisogna calcolare un sesto di quel valore deve essere subito versato con assegno circolare per chiedere l'ammissione a questa procedura di conversione. Se coincide l'importo ed è corretto, poi si può essere ammessi a una rateizzazione, quindi si può fare il conto totale del dovuto e il residuo si può rateizzare, e a quel punto la casa rimane pignorata, quindi diciamo che la trascrizione del pignoramento immobiliare rimane registrato all'interno dei registri immobiliari, e quindi tutti sanno che c'è questa trascrizione, esatto, per la pubblicità, e che vuol dire che se il debitore volesse vendere la casa non la potrebbe vendere, però il pignoramento rimane a garanzia del creditore, perché se non dovesse essere rispettata la rateizzazione, poi comunque la casa verrebbe comunque messa in vendita tramite un'asta giudiziaria. Però se invece la procedura di conversione dovesse andare a buon fine, come ovviamente di solito ci si augura in questi casi,
Quando viene versata l'ultima rata viene estinta la procedura e quando il giudice estingue la procedura ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, quindi la formalità di trascrizione del pignoramento viene cancellata e quindi l'immobile torna ad essere libero da questo gravame e può tornare sul mercato, quindi diciamo che sicuramente viene risolto il problema. Sì, anche perché la rateizzazione è molto lunga, non continuano ad allungare il numero di rate, quindi dura anni. Però diciamo che questa è una soluzione per evitare l'asta giudiziaria, perché l'alternativa è il giudice nomina una professionista che è il custode giudiziario del bene, poi nomina un delegato alle vendite, noi svolgiamo anche questo ruolo, e un tecnico, che è un perito, diciamo, nominato dal tribunale, che deve valutare proprio il prezzo dell'immobile. Una volta che questo tecnico effettua la sua valutazione, il tutto viene tradotto all'interno di una perizia che poi viene presentata al giudice. Il giudice, sulla base di quello che è la valutazione del perito, stabilisce il prezzo base dell'asta e chiede al delegato alle vendite di iniziare le operazioni per mettere in vendita l'immobile. Il delegato prepara l'avviso di vendita che poi viene pubblicato su tutti i siti ufficiali, sul portale delle vendite. Ci sono dei siti che il giudice indica, esatto, anche i giornali, ancora quelli online, il giudice in ogni ordinanza di delega specifica dove deve essere effettuata la pubblicità e però a prescindere da quello che è scritto, comunque in tutti i provvedimenti scritto c'è anche un portale delle vendite pubbliche dove devono essere pubblicati tutti gli avvisi, quello ormai è il canale più ufficiale, più usato. Il prezzo deve essere indicato, cioè, oltre ovviamente al giorno in cui si svolgerà l'asta, deve essere indicato in modo molto chiaro il prezzo base, che è quello diciamo di partenza, che però può essere ribassato, che di solito il giudice dice del 25%, sotto forma viene chiamata offerta minima, quindi chi partecipa poi all'asta sa che può partecipare in via regolare, quindi può essere ammesso all'asta senza incorrere in decadenze o comunque in problemi, se offre il prezzo stabilito nell'offerta minima, non per forza il prezzo base, quindi questo è un consiglio ovviamente utile per tutti, perché se uno intende partecipare all'asta e vede due prezzi diversi, uno più alto e uno più basso, sa che per partecipare correttamente può scrivere all'interno della sua offerta, che verrà presentata in busta chiusa oppure se partecipa online seguendo i moduli, però può scrivere il prezzo più basso. Ed è importante anche perché la cauzione che deve essere inserita nella busta o il bonifico, se è un'asta online, di solito è parametrato al prezzo che viene offerto dall'offerente, quindi quello che viene scritto all'interno di questa offerta, e di solito è il 10%. Se questa persona che decide di partecipare all'asta è l'unica persona che si presenta in sede di asta giudiziaria, l'aggiudicazione è automatica al prezzo che è indicato nell'offerta, quindi uno non ha senso dal mio punto di vista offrire di più quando si può essere aggiudicatari a un prezzo inferiore che comunque è valido a tutti gli effetti di legge. Qualora ci fossero più persone e scrivessero all'interno di questa offerta prezzi diversi, comunque sarebbero tutti ammessi all'asta, perché poi la differenza, l'unica precisazione è che la gara, perché poi si apre una gara per stabilire chi poi offrirà di più e quindi arriverà ad aggiudicarsi l'immobile, la gara si apre sulla base dell'offerta più alta, quindi quando si aprono tutte le buste... Queste procedure poi hanno una tempistica più... Ma allora, quando il giudice ha la perizia e quindi viene fissata la valutazione del bene, il giudice chiede al delegato di disporre la vendita e il delegato, tendenzialmente, almeno la maggior parte, non possono essere disposte prima di 90 giorni da quell'udienza e non oltre 120 giorni, quindi tendenzialmente nel giro di 3 mesi, 4 mesi viene fissata la prima asta. Quando l'asta si conclude, se dovesse andare deserta e quindi non dovesse poi non si riuscisse a vendere l'immobile, si fissa una nuova asta, anche lì nel rispetto sempre di un periodo cuscinetto, perché nel mentre bisogna fare tutte le operazioni di pubblicità, quindi i quotidiani, i siti, il PVP, cioè tutti devono essere devono contenere questi, e ci sono delle tempistiche, cioè tu devi dare visibilità e pubblicità 40 giorni prima dell'asta, cioè hai una serie di scadenze da rispettare, per cui i tempi tecnici ci sono.
Poi ci sono purtroppo degli immobili molto difficili da vendere e nelle ordinanze di vendita magari hanno anche problemi, sì. ipoteche. L'altro giorno abbiamo spiegato. No, quello no, perché quando poi vai all'asta, no, ci sono, ma poi l'immobile viene venduto libero, tutto, quindi viene cancellato. Abbiamo spiegato l'altro giorno, la scorsa puntata con l'avvocato Leonardi, e che cosa un'ipoteca, un impegno, abbiamo fatto anche una panoramica per chi ci ascolta. Sì, il vantaggio di acquistare un immobile all'asta all'asta è questo, che tutti questi gravami, comunque queste formalità pregiudizievoli che comunque costituiscono un problema. Costituiscono un problema e seguono l'immobile, quindi una volta che c'è un'iscrizione di ipoteca, una trascrizione di un pignoramento, o si salda il creditore o rimane. Nel momento in cui l'immobile viene venduto all'asta, la regola è che viene liberato di tutto, quindi poi è sempre il delegato alla vendita che non solo trascrive il famoso decreto di trasferimento. Ricordatevi che quando si compra un immobile all'asta non è il giorno dell'aggiudicazione che determina il passaggio, il cambio proprietà, ma quando viene poi firmato dal giudice e pubblicato il cosiddetto decreto di trasferimento. Questo decreto poi viene trascritto nei registri immobiliari e una volta che viene trascritto il decreto di trasferimento vengono cancellate tutte le ipoteche, le trascrizioni, tutti i gravami che insistono sull'immobile. Quindi abbiamo una liberazione totale prevista dalla legge e chi compra è tranquillo di non avere da questo punto di vista dei problemi. Le problematiche che incidono sul valore e che possono effettivamente compromettere la vendita sono magari di natura tecnica, se ci sono degli abusi, delle difformità o anche semplicemente delle integrazioni. Ascoltate quante cose sa un avvocato, in questo caso l'avvocato Colombo, che siamo partiti da condomini, e oltre ad avere il ruolo di avvocato che si occupa anche di immobili eccetera, c'è anche di delegata alle vendite. Cioè capite che quante cose ci sono da sapere anche in questo tema, in queste questioni, e per questo che vi consigliamo di andare da un avvocato esperto. Non siamo noi, cioè esperto intendo della materia, però mi raccomando che sia specializzato, che ne abbia viste anche, no? Perché tu hai l'esperienza è molto, e molto sai anche che ti puoi trovare di fronte a un caso piuttosto che un altro, magari come gestirlo. Assolutamente, poi è sempre interessante facendo il nostro lavoro scoprire sempre casi nuovi e mettersi sempre, avere la possibilità di approfondire, di studiare sempre, perché quello che ho notato più comunque sviluppiamo tutti competenze ed esperienza che dobbiamo sempre essere attenti a non sottovalutare, quindi il fatto, come dici tu, di essere esperti in una materia specializzata ti porta sempre, sulla base delle tue conoscenze che comunque sono sempre più sviluppate, però anche a non sottovalutare, perché sai già che ogni caso può essere diverso, sai già che non è detto che ti puoi fidare o affidare sempre alla tua memoria, perché la normativa è veramente tanto in divenire. Io dico sempre quello, vale anche per la mia materia, no? Per il diritto del lavoro, della previdenza, cioè ci sono state talmente tante riforme negli anni, talmente tante anche aggiornamenti giurisprudenziali, dottrinali, che se si fa tutto lo scibile del diritto non si riesce a stare dietro, passando il termine, a tutti i rami del diritto. No, poi allora sicuramente la visione di insieme, soprattutto all'inizio della professione, secondo me aiuta molto, perché serve flessibilità mentale. Diciamo delle esperienze. Poi è chiaro che più riesci a specializzarti, più riesci secondo me tranquillo non lo sei mai, perché la materia giuridica è molto complessa, però sicuramente ad avere... Anzi, è il lavoro di team che può aiutare. Assolutamente. Appunto, spesso oggi soprattutto, secondo me, siamo dopo il Covid. Noi stesse a affrontare magari più, parti di diverse tra loro, di una stessa di una stessa persona, di una stessa questione, però chi le affronta da un punto di vista appunto immobiliare, condominiale, chi magari da un punto di vista tributario, perché anche appunto la parte fiscale, eccetera. Quindi la sinergia che noi abbiamo abbiamo creato, non è che è senza senso, però al di là di stare insieme, perché siamo comunque anche colleghi, amiche e tutto. Perché questo aiuta, perché avere un ambiente lavorativo comunque sano e anche positivo, dove si lavora serenamente, aiuta anche secondo me ad avere un risultato in termini qualitativi. Appunto occuparci delle varie branche, cercando anche di interconnesse tra loro, di appunto
svilupparle e di trovarne delle connessioni, ecco, quello che dico sempre. Sì, Se sì. avete un caso da raccontare, mi raccomando, il giovedì siamo sempre o io con la collega o presto vi presenteremo anche un'altra collega. Sì, assolutamente. La nostra idea è di esatto. condividere queste esperienze in radio anche con il nostro Con team, altri colleghi, anche esatto. in modo tale che possiate sentire e ascoltare altre Però voci. vi prego, chiamate, perché ha ragione l'avvocato Leonardi, non siate timidi, sono 02 9294 7222, l'avvocato Leonardi ve lo dice con impeto, io ve lo dico con calma, però il risultato non cambia, chiamateci. Sì, noi siamo a disposizione, anzi ci fa piacere perché il nostro obiettivo con questo programma è proprio quello di, esatto, di divulgare anche appunto le nostre esperienze, i casi che ci sono capitati. Sì, e assolutamente, poi anche fornire, se possiamo dare dei consigli utili, ovviamente noi siamo soddisfatti perché poi l'obiettivo è comune, sensibilizzare su qualche anno certi fa, temi. visto che questa trasmissione, come sai Giorgia, è anni che la stiamo portando avanti, cioè con te da un paio d'anni, ma c'era già prima, mi ricordo di questa, la scorsa puntata abbiamo parlato per esempio anche di testamenti, eccetera, perché interessante anche questo argomento. E mi ricordo che qualche anno fa, proprio un ascoltatore di, chissà se è ancora in ascolto, di Radio Libertà, ci ha appunto ascoltato in una puntata, a lui interessava fare un testamento e per dire, con noi poi si è trovato molto bene, ci ha contattati, ha fatto un testamento, non sapeva da che parte girarsi, come cominciare, che tipo di testamento fare. Idem, sempre un po' di anni fa, parlando con un collega che all'epoca faceva la tua stessa materia condominiale e avevamo invitato anche un amministratore di condominio che poi è stato introdotto in quel condominio perché una signora ci chiamò, avevano problemi ovviamente con l'amministratore e hanno poi eletto, revocando il vecchio, diciamo il precedente, hanno eletto questo signore perché gli era piaciuto. Chiaramente poi noi faremo anche degli inviti, vero? Certo, sì, assolutamente, perché quindi a volte magari ascoltando vengono anche fuori delle idee, dei casi. No, ma infatti vi chiediamo... Noi, a parte il penale che non ci piace, abbiamo lo facciamo, se vi interessa, diciamo che forse per questo tipo di trasmissione è un po' più difficile, però ci sono delle casistiche dal mio punto di vista come ritiro patenti, adesso parlo ad alta voce, però è un tipo di penale che potremmo introdurre perché potrebbe essere utile per molte persone. Sì, no, quello è abbastanza... Però vi chiediamo, mi allineo, mi associo alla mia collega, vi chiediamo più partecipazione anche perché noi abbiamo interesse a condividere con voi ovviamente la nostra esperienza e lo facciamo volentieri coinvolgendo anche il nostro team, però ci piacerebbe, come anticipava Celeste Collovati, anche coinvolgere dei relatori esterni, cioè fare degli inviti in modo tale che la puntata possa essere se abbiamo le vostre chiamate, il vostro quindi ascolto, sappiamo anche che quindi siamo ascoltati e possiamo appunto coinvolgere figure che ci permettono di approfondire i vari casi e magari portare la loro personale esperienza. Assolutamente, figure un po' trasversali o comunque potenziali clienti, comunque figure che rientrano nel nostro campo di azione, di lavoro. Perché come dicevamo la volta scorsa, per esempio nel mio campo, io e Max usiamo molto anche il consulente previdenziale che per la parte conteggi e tecnica è fondamentale lui. Altrimenti se non ci fosse lui, io personalmente i conteggi li lascerei lì. Ma anche nella mia parte, non si può sapere tutto, anche nella mia materia immobiliare. A dirla tutto, un ascoltatore con una domanda c'è. Sì, allora è un piacere, l'ascoltiamo volentieri. Ecco, chi sono io lo avete immaginato, no? Chi sarò secondo voi? Uno dei nostri fan preferiti anche. Beh, direi proprio di sì, però stavolta la domanda arriva da me in quanto utente. Ovviamente per chi non mi avesse riconosciuto sono proprio io, Antonino Danna, in molta carne e poche ossa. Allora, visto che stasera si parla di immobili e di proprietà, diciamo così, in una situazione di proprietà indivisa e in una situazione in cui gli eredi, tra l'altro, diciamo che non si vedono tanto bene tra di loro, mettiamola così con un certo understatement.
più o meno come si può mediare per cercare di evitare di arrivare a far decidere al giudice che cosa va e a chi? Anche perché in una situazione del genere in cui magari gli eredi non si parlano tra di loro e così via, l'assistenza di un legale immagino sia quanto mai raccomandata. Cioè, voi davanti a una serie di proprietà indivise, per esempio 2 o 3 case, un paio di terreni, qualche garage così, che cosa fareste? Perché nel mentre vi arriva per esempio, come si dice, il comune del vostro paese natale che dice tu c'hai sta bella proprietà indivisa, pagami l'ICI, come si chiama? La tassa ora, quella sulla casa. L'IMU, esatto. Quindi a maggior ragione per liberare soprattutto gli innocenti delle generazioni successive che non possono trovarsi poi a discutere un 20°, un 60°, un 80° della proprietà e così via. Perché io per esempio ho scoperto, arrivato a 35 anni, di avere un 64° di una casa che si trova nel centro della Sicilia, sì, di cui non ne so assolutamente niente. Ecco, per evitare di tirare queste catene addosso agli altri, che si fa? Grazie Antonino, grazie. Prego. Ti lascio rispondere dalla collega Colombo. Ti ringrazio per la domanda. Allora, sicuramente è una situazione complessa, quindi non posso dire il contrario, però visto che abbiamo parlato tanto di mediazione, questo è un caso, perché si parla di diritti reali in generale, di materia di successione, che rientra obbligatoriamente nello strumento della mediazione. Quindi se tramite, diciamo, i vostri rapporti interni che non sono idilliaci, quindi non si riesce a trovare un accordo, se magari tramite già l'assistenza di legali, magari ognuno dei chiamati all'eredità dell'erede al suo avvocato, si mettono in contatto, non si riesce, uno che potrebbe essere quello che non sa che c'è un 64°, ma quando lo scopre non ha interesse a gestirlo, anzi diventa solo un peso, può attivare una mediazione nei confronti di tutti. Quindi ci si siede tutti a un tavolo e l'ideale sarebbe avere davanti a un mediatore, l'ideale sarebbe avere chiarezza sul patrimonio immobiliare e magari già avere anche una valutazione, perché poi l'ideale sarebbe trovare un accordo per dividersi gli immobili, comunque i beni che sono degli eredi, in maniera equa ma anche sensata, perché se uno vive in Sicilia sicuramente avrà più interesse a tenere quello in Sicilia, se uno vive a Milano evidentemente preferisce avere qualcosa, magari un box a Milano, quindi bisogna avere molto senso pratico. Anche perché poi se si dovesse andare in tribunale, quindi nella peggiore delle ipotesi, si dovrebbe attivare una procedura, un procedimento di divisione giudiziaria dei beni, quindi si dovrebbe comunque nominare un tecnico, un CTU, che dovrebbe fare una valutazione del patrimonio e poi stabilire in base alle quote come ripartirlo. Quindi si possono assegnare. Secondo me la mediazione è sicuramente per quanto la mediazione oggi abbia dei costi più elevati rispetto a prima, quindi può essere anche un disincentivo per molti, però è uno strumento molto forte, molto efficace, perché nel momento in cui uno attiva uno strumento di questo tipo fa capire che il secondo passaggio è il tribunale, quindi anche per sbloccare, cioè io ho notato che in questi casi il problema è che nessuno vuole fare nulla, poi c'è sempre qualcuno che paga, se non pago io tanto paga l'altro, e se non pago io magari mi va bene perché non ho nulla da perdere. Un segnale forte, con la mediazione si fa possiamo chiarezza. sederci a un tavolo, far chiarezza, evitando di andare poi dopo. Bisogna ricostruire l'asse ereditario, capire esattamente qual è il patrimonio e poi capire come dividere, ovviamente con l'assistenza degli avvocati, perché tanto all'interno del procedimento di mediazione ci sono. Come vedete, però vedi che la mediazione allora. E poi l'ultima cosa, che non so quanto tempo abbiamo, la mediazione è fondamentale soprattutto in questi casi per me, per gli sgravi fiscali, perché se poi serve fare gli atti notarili, comunque bisognerà fare dei passaggi di proprietà in un caso come questo, perché in ogni caso, anche solo se si dovesse decidere tiene tutto uno e gli altri avranno un conguaglio in denaro, l'1 sessantesimo deve sparire, perché deve diventare l'intero in capo a una persona. Certo. Quindi bisogna poi che ci sia un trasferimento della proprietà e il notaio può intervenire al tavolo della mediazione, o si va davanti al notaio, però all'interno del procedimento di mediazione, e fino a 100.000 euro di valore è esentasse, cioè proprio lo sgravio totale dell'imposta di registro, quindi ci sono molti vantaggi da questo punto di vista. E su questo io non sono esperta come fiscalista, però ho verificato sul campo che quantomeno questa informazione che vi ho dato è corretta, ma ci sono anche altri sgravi fiscali, quindi secondo me la mediazione, anche se ha un costo iniziale rispetto magari a rivolgersi solo a un avvocato,
ti consente di avere davvero un vantaggio. Quindi questo è uno strumento utilissimo, soprattutto in Fate questa come materia. Antonino, come il nostro chiarissimo amico, collega, quant'altro Antonino. E poi noi abbiamo anche degli Chiamateci. organismi di mediazione che conosciamo, che operano su tutto il territorio nazionale, fissando gli Sì, incontri come da dicevamo remoto. prima, ormai Quindi se essendo avete... online possiamo anche farlo da Sicilia, da Sì, Sardegna. però ci sono proprio anche degli organismi di riferimento che noi conosciamo e che noi lavoriamo ormai più o meno con gli stessi organismi, ma perché offrono un servizio di alta qualità su tutto il territorio nazionale. Quindi se poi avete bisogno, ovviamente condividiamo i nostri contatti. No, perché... mi fa molto piacere intanto grazie. Secondariamente mi fa molto piacere sentire due avvocatesse che parlano a favore della mediazione e conciliazione, perché io ho vissuto, raccontandola per Italia Oggi, l'epoca pioneristica della mediazione e conciliazione, e vi dico la verità, c'era tanta improvvisazione. Ricordo a quei tempi molta avvocatura non volle affidarsi a questo strumento. Quindi è segno che le cose per fortuna sono cambiate. L'altra cosa che mi permetto di dire a proposito della lungaggine dei procedimenti, quando voi eravate ancora minorenni, io invece tra le mie malefatte facevo il praticante avvocato, poi ho buttato la toga alle ortiche. Sì, non sono chiamato collega a caso, infatti. No, ma non sono diventato un collega. Io non ho... Però è come se sei un giurista, è come se lo fosse. In un certo senso. E al Tribunale di Vibo Valentia, al settore civile, mi è capitato tra le mani un faldone che era grosso quanto il vecchio elenco telefonico di Milano in 2 volumi. Sai che cos'era, Celeste? Sapete cos'era? Era una causa per la successione e per l'eredità, divisa tra non so quanti eredi perché erano famiglia numerosa, istruita nel 1966 e che nel 2004 veniva ancora rinviata di udienza in udienza. Ma questo però ti posso tranquillizzare è cambiato, nel senso che oggi già con la legge Pinto, adesso con la riforma Cartabia, i giudizi durano meno di 3 anni, ovviamente per ogni grado di giudizio, però rispetto a prima che avevano questi prima era una cosa, non so come definirle, adesso per fortuna no, però purtroppo queste cause, soprattutto ereditarie, in cui magari ci sono tanti immobili, bisogna fare dei giudizi di divisione all'interno, richiedono effettivamente molto tempo e quindi lì si sforano effettivamente. Grazie comunque Antonino, noi salutiamo tutti mille. Perché il nostro spazio è finito. A giovedì prossimo fate come Antonino, chiamateci. Buon weekend, a giovedì prossimo. Ciao. Grazie a tutti. Grazie, linea al direttore responsabile Giovanni Sallusti per Liberamente. Avete ascoltato L'Avvocato risponde. They never knew my struggle rose above the rubble, rather live